In un mondo che deve ripartire e riaprirsi, il rilancio sarà affidato soprattutto a quelle nuove professioni che stiamo cercando di scoprire proprio nel periodo della pandemia. Lo stesso Premier Draghi, nel suo discorso inaugurale e nella sua veste di Primo Ministro, ha posto l'accento sugli istituti tecnici superiori, perché sono proprio loro quelli che potranno dare appunto il là a queste nuove professioni, le professioni del futuro, peraltro anche il titolo di questa puntata. Parliamo quindi del MITS, il Marignano Istituto Tecnico Superiore, un'esperienza che vanta ormai da 10 anni nei corsi di alta formazione, e a spiegarcelo con noi insieme Gianfranco Marconi, che fa parte del gruppo di progetto Industria Meccatronica del MITS. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere intervenuto, perché abbiamo bisogno anche di sapere, e magari sono direttamente gli stessi ragazzi e genitori che ci vedono, come si fa innanzitutto ad accedere a queste professioni del futuro. Ci sono anche tante aziende che magari necessitano ma non riescono a trovare questo tipo di maestranze. Beh, per noi la risposta ovviamente è l'Istituto Tecnico Superiore. Questa è una realtà che è nata nel 2011. Io ho avuto il privilegio di poterne fare parte fin dall'inizio, fin nella sua fase di impostazione, e devo dire che dopo quasi 10 anni ormai questo percorso, diciamo, di formazione ha raggiunto la sua piena maturità. Abbiamo 10 anni di storia ormai alle spalle. È un percorso che si pone in parallelo ai normali percorsi universitari e mira a formare delle figure fortemente professionalizzate per essere inserite immediatamente all'interno delle aziende e delle realtà produttive. Ecco, cerchiamo un po' di capire anche qual è la domanda che talvolta supera l'offerta, no? Qual è questa domanda delle aziende che chiedono soprattutto cosa voi fornite alla fine? Allora, chi va per esempio al MITS, chi si vuole iscrivere, cosa può fare? Allora, sicuramente lo sappiamo dalle informazioni, dalle notizie che circolano, che c'è una cronica mancanza in Italia di personale tecnico. L'Istituto Tecnico Superiore si pone come obiettivo di colmare questa lacuna. Come lo fa? Lo fa creando un percorso formativo di 2 anni. Questo percorso formativo è un percorso, come dicevo prima, fortemente professionalizzante, che privilegia la formazione nella partecipazione diretta alla formazione stessa degli studenti. Mi spiego, gli studenti stessi operano, quindi l'aspetto del laboratorio, del mettere mano nelle cose diventa determinante. È il fare direttamente. Direttamente è il fare, per cui i ragazzi acquisiscono delle competenze immediatamente spendibili nel mondo dell'industria. E questo ci è confermato ormai dalla legge dei numeri, che dimostra che siamo ormai ben oltre il 90% di inserimenti degli studenti, poi conseguito il diploma appunto di tecnico superiore, che raggiungono, diciamo, un positivo inserimento nelle aziende del territorio. Possiamo dire che chi entra, insomma, dopo, quando esce, trova quasi automaticamente lavoro. Non cerchiamo ovviamente di illudere la gente, però diciamo, i dati sono quelli. Non si tratta di illudere in questo caso, è una realtà ormai consolidata. Alcuni, diciamo, il numero non è del 100%, semplicemente perché alcuni allievi poi decidono di proseguire con gli studi, magari con l'università. Ecco, ciò non esclude appunto. E quindi anzi questo è un aspetto che noi stiamo cercando di curare, cioè dare la possibilità comunque a questi studenti di proseguire il percorso magari scolastico, di studi, anche, diciamo, con accordi con l'Università di Udine, dove per esempio vengono riconosciuti 52 crediti formativi, quindi, diciamo, quasi un anno accademico, certo, equivalente. Quanti anni si fanno al MITS? Quindi 2 anni. 2 anni, quindi uno, se dovesse continuare all'università, è come se avesse già fatto un anno e mezzo. È come l'equivalente quasi di un anno, sì, perché sono 60 crediti formativi quelli di un anno universitario, e adesso stiamo pensando a ulteriori iniziative per facilitare questa prosecuzione della crescita professionale, che può essere fatta
sia nell'accedere direttamente all'università oppure anche iniziando la propria attività lavorativa e poi proseguendo con gli studi. Ecco, io prima ho visto, grazie anche alla regia, in sovraimpressione veniva fuori il sito con tanti corsi, mi balzava all'occhio soprattutto corsi di industria meccatronica, manutentore aeronautico. Sì, sì. Allora, cosa sono? Allora, sono i corsi storici, proprio quelli con cui siamo partiti nel 2011, era il corso di meccatronica. All'epoca, devo dire, i temi che adesso si sentono frequentemente, insomma, di cui si sente frequentemente parlare, che sono quelli dell'Industry 4.0, la nuova digitalizzazione dell'industria, erano un po' all'inizio, però forse diciamo, abbiamo visto bene quello che era il percorso futuro professionalizzante che bisognava dare a questi ragazzi e infatti abbiamo deciso di fare questo corso di meccatronica che sposava sia le competenze di meccanica con quelle di elettronica, quindi ormai le macchine, gli impianti non sono più degli oggetti puramente meccanici, ma nascono già come sistemi, cioè io preferisco chiamarli sistemi, dei sistemi che devono avere delle competenze multidisciplinari. Quindi il tecnico superiore ha queste competenze per poter affrontare tematiche complesse in cui sono presenti problematiche sia di tipo meccanico ma anche di tipo elettronico, di controllo, di automazione, quindi questa è la figura del meccatronico. Accanto a questo all'inizio è partito anche il corso di manutentore aeronautico. Ecco, questo corso di manutentore aeronautico che si aggancia a una certificazione ENAC, quindi una certificazione riconosciuta e quindi fortemente professionalizzante, questo si fa ogni 2 anni, devo dire che ogni classe diciamo, ha 25 allievi e oggi come oggi per esempio in meccatronica abbiamo 2 corsi, li abbiamo leggermente diversificati, pur mantenendo diciamo, una solida competenza comune, e li abbiamo diversificati, uno in un settore più dedicato alla progettazione, quindi al percorso diciamo, iniziale che avevamo immaginato, l'altro invece più dedicato all'aspetto della produzione e a quello che è la nuova frontiera della produzione che è l'additive manufacturing, cioè quello che banalmente viene chiamato stampa tridimensionale, che è un concetto un po' limitativo. Dopo io ho trovato anche un video di uno dei ragazzi insomma, che va vicino a dei robot, qualcuno vicino a stampe 3D, addirittura è diventato il suo futuro la stampa 3D, no? Dice, orgogliosamente lo applica dappertutto ormai. Sì, questo è un settore fortemente innovativo, abbiamo voluto diciamo, inserirlo nel percorso perché la grande flessibilità che abbiamo nei nostri percorsi, la grande potenzialità che abbiamo nei nostri percorsi è legata al fatto che possiamo modificare rapidamente i percorsi di formazione, molto flessibili, e questo ci consente di rapidamente rispondere a quelle che sono le esigenze del mercato. Allora, io a proposito volevo farvi ascoltare la testimonianza di uno dei ragazzi, Enrico De Faccio, se non sbaglio, a proposito abbiamo parlato di occupazione, temi fondamentali, occupazione, flessibilità, lo diceva anche l'ingegnere, e poi premialità, perché ovviamente l'occupazione rima con premialità se qualcuno appunto viene valorizzato per quello che fa. Allora io chiederei alla regia di mandare in onda il primo contributo di questo ragazzo, sentite cosa fa. Il MIZ Malignani mi ha dato solide basi sia a livello tecnico, ma anche a livello di soft skills, ovvero quelle abilità che maturiamo come persone, che mi hanno aiutato poi sia a velocizzare il mio inserimento in azienda, ma anche a livello personale. Al termine del percorso MIZ Malignani ho avuto parecchie offerte lavorative. Il mio percorso in Daniele è iniziato circa 3 anni fa, ero un supervisore meccanico, ma in circa 1 anno ho raggiunto la posizione di site manager. È un ruolo chiave nell'azienda e nel rapporto con il cliente. In questa posizione è necessario avere molte attitudini e competenze che sono riuscito ad acquisire nel percorso MIZ. Fra le più importanti ci sono il rapporto con i fornitori e il cliente, la gestione economica e gestionale di tutto il cantiere. Ho terminato pochi mesi fa la mia esperienza come site manager in questo cantiere in Danimarca, appunto, con ottimi risultati e al momento sono pronto per una nuova sfida, quindi un nuovo cantiere in Messico. In Messico. Dalla Danimarca, diceva precedentemente, l'avevo sentito completamente in Messico, cioè ragazzi che sono abituati ormai a viaggiare, ragazzi che tascabili, altro che 4.0, verrebbe da dire 8.0, hanno già praticamente, nascono già col tablet sotto mano, con la stampa 3D sotto il braccio, no? A differenza nostra. Diciamo che ovviamente nel caso della Danieli, l'azienda a cui appartengo anch'io, ovviamente diciamo, ci muoviamo su un mercato internazionale
e quindi i ragazzi hanno delle opportunità di farsi delle esperienze uniche, ovviamente lavorando in paesi con culture, modi di vivere completamente diversi. Un giovane che dice che va in Messico, io in Messico non l'ho neanche visto nelle mie vacanze, ecco, nei miei sogni. Diciamo che poi quando si fanno queste esperienze per lavoro, ovviamente i paesi si conoscono con una profondità diversa dal classico viaggio turistico, quindi diciamo anche un'esperienza di vita molto, molto interessante. Volevo solo sottolineare il ruolo di site manager. Il site manager è la persona di riferimento di un cantiere, quindi ha la responsabilità di gestire questo cantiere. Ecco, questo dà l'idea anche, così giovane, ha già un ruolo da responsabile. Adesso non so quanti anni abbia il ragazzo, però è molto giovane. Un ragazzo circa 25 anni, credo. Ecco, cioè, rendiamoci conto che in un'Italia che noi pensiamo magari, con tutto il permesso, che sia tra over 40, 50, 60 addirittura, vedere un ragazzo di under 30 che ha già un ruolo di responsabilità, questo rende anche atto, insomma, a questa scuola come può dare subito un ruolo di responsabilità a questi ragazzi. E soprattutto anche in questo caso, per esempio, l'importanza della lingua, dell'inglese, che è uno degli elementi che noi stressiamo proprio nei corsi di formazione, proprio perché i ragazzi devono lavorare, anche se lavorano in Friuli, devono poter colloquiare con il resto del mondo. Quindi l'importanza della conoscenza della lingua ormai è fondamentale nel lavoro. E quindi appunto ci sono delle opportunità che si possono realizzare sia muovendosi verso realtà esterne, quindi attività di commesse all'estero, ma anche ovviamente lavori che si possono fare qui, ovviamente confrontandosi poi con il resto del mondo. Certo. Andiamo in pubblicità, poi avremo altri contributi dall'imprenditore agli studenti attuali che spiegano, insomma, quali sono le opportunità. Pubblicità. Eccoci tornati in diretta, titolo della puntata lo potete vedere, professionisti del futuro, perché vogliamo lanciare un messaggio di speranza. Se dobbiamo riaprire, se dobbiamo ripartire, riaprire è la parola fondamentale di adesso, ma ripartire è la parola fondamentale che appunto ci accompagnerà nei prossimi mesi, lo dobbiamo fare magari insieme alle giovani generazioni, e le giovani generazioni devono portarsi a studiare e a occuparsi di nuove professioni che stanno nascendo, che ci hanno fatto scoprire anche la pandemia, Marconi, insieme a noi. Per esempio è importantissimo la comunicazione a distanza. Per esempio, è diventata una professione. Per diciamo, fare un esempio di come ci stiamo muovendo anche rispetto alla reattività dei corsi, rispetto alla situazione, come si suol dire, cogente, no? Che stiamo vivendo. In questo momento abbiamo capito come nella pandemia l'importanza di comunicare a distanza in maniera efficace sia estremamente importante. Ecco allora che nel nostro laboratorio, poi magari diremo due parole del laboratorio, che è un punto chiave, insomma, del MIZ, di cui siamo particolarmente orgogliosi anche. Abbiamo detto, ma perché non inserire in prospettiva anche un discorso di collaborazione, di far provare ai ragazzi come si lavora in collaborazione a distanza con strumenti professionali. E quindi stiamo già ragionando, ovviamente siamo in itinere, stiamo sviluppando questo ragionamento, però l'idea è già dal prossimo anno di partire con delle nuove tecnologie molto avanzate su questi aspetti e di farle cominciare a provare ai ragazzi anche per familiarizzare con queste tecnologie, perché sicuramente quello che ci ha insegnato la pandemia è che non sempre la mobilità sarà garantita. E quindi, per esempio, un avviamento di un impianto in un prossimo futuro potrà essere eseguito, come già è successo in alcune situazioni, a distanza. La creazione di un team a distanza. Pilotando magari il cliente nell'esecuzione dell'attività. Questo potrà essere una necessità, un'opportunità, e quindi le situazioni ci spingono, come dire, a trovare idee e soluzioni nuove, opportunità nuove di mercato. E quindi in questo vogliamo un po' addestrare anche i ragazzi ad avere questa attitudine verso queste nuove tecnologie. Allora, lei parlava di laboratori tecnologicamente avanzati. Adesso vi facciamo vedere un docente di robotica, che poi è anche un imprenditore, una cosa fondamentale, no? Cioè in questi corsi, che è docente, viene dal mondo del lavoro, questo è fondamentale, 60% no? Almeno, noi siamo con percentuali si lavora molto sul campo e si è il docente del campo. E i docenti sono
diciamo, dei professionisti e quindi i ragazzi si confrontano con delle persone che operano quotidianamente su quello che insegnano. Quindi questo è estremamente importante. Allora, Federico Nardone è praticamente docente di robotica vicino a un robot, appunto, però lui parla anche della difficoltà di trovare manodopera, chiamiamola così, ma comunque dei professionisti in questo momento, per questo appunto esiste il MITS. Mi permetto di correggerla, non manodopera, non manodopera. Dell'intelligenza. Ah, dell'intelligenza, giustamente, ok. Questo esatto. è importante. È giusto che mi faccia l'appunto, le faccio i complimenti. Allora, lanciamo questo servizio, sentiamo. Si tratta di un robot collaborativo, quindi un robot che è in grado di lavorare vicino all'operatore, senza necessità di protezione di sicurezza. È quella che è un attimo il nuovo trend nella robotica ed è anche una delle tecnologie che in questo momento, anche a causa della pandemia, si sta sviluppando parecchio, ma per contro non trova le competenze, non ci sono competenze in questo campo. Per cui quello che si fa qui al MITS è anche formare i ragazzi su questo tipo di tecnologie che sono sì nuove, ma che ancora non trovano addetti e di cui le aziende hanno bisogno, per cui anche in veste di imprenditore la mia collaborazione nasce anche dalla difficoltà che ho riscontrato all'inizio di trovare competenze. Quello che facciamo con i ragazzi è introdurli alla robotica, quindi spiegargli cos'è un robot, come funziona e come lo possiamo applicare, però lo facciamo in maniera molto pratica, quindi gli insegniamo proprio a svolgere il flusso, una progettazione di un'applicazione robotizzata dall'inizio fino alla sua implementazione finale e li mettiamo in grado proprio di operare sulla macchina. Ecco, questa è robotica, che altri tipi di tecnologia utilizzate? Mi soffermerei un attimino sulla robotica. Ecco, quello che abbiamo visto è un co-robot, si chiama. Un robot collaborativo, quindi è un robot che può lavorare assieme all'uomo. Quindi già questo è molto intrigante. Esatto, no? Quindi immaginate, non esegue gli ordini. Esegue gli ordini, ma diciamo esegue gli ordini in prossimità dell'uomo. Mentre il robot tradizionale... Qualcuno è spaventato dicendo magari i robot si sostituiranno nel futuro. No, perché questa è la paura. Io quando parlavo prima di intelligenza, l'intelligenza umana non è sostituibile, a mio avviso, modesto avviso, è un rischio che non corriamo. Quello che ci dà la tecnologia... Meglio che lo dica lei come messaggio di speranza, perché tante volte dicono è l'automatismo, il mondo automatizzato, e cancelleranno, per quello parlavo anche prima di manodopera magari, cambieranno il fare, quello che si fa con le mani, quello che lei dice che è abbinato ovviamente all'intelligenza. Come i lavori ripetitivi, no? Ovviamente i robot già sono in grado di fare, diciamo, i lavori ripetitivi, hanno cominciato già negli anni 70. La nuova frontiera è dare al robot la possibilità di reagire a situazioni che cambiano intorno a lui e che quindi non siano, come si suol dire, deterministiche, cioè predefinite. E quindi il robot è in grado di capire cosa sta succedendo e reagire di conseguenza. Ma dietro a un robot c'è sempre la programmazione di un'intelligenza umana. E noi che cosa vogliamo fare in questo, con il corso di robotica? Vogliamo insegnare ai ragazzi a inserire nei processi produttivi, e parlo di processi perché sono situazioni più o meno complesse che si vengono a creare nelle realtà produttive, inserire il robot in maniera innovativa, intelligente, non solo per fare l'assemblaggio deterministico per esempio di automobili, ma quello per esempio di fare delle azioni molto più complesse. Ecco che allora si parte dal robot, diciamo, tradizionale, industriale, e abbiamo recentemente introdotto questi co-robot, ne abbiamo due, uno a singolo braccio, uno addirittura a doppio braccio che può operare con due bracci, quindi con una complessità notevole, e proprio per far introdurre questi nuovi concetti i ragazzi. Questo è l'aspetto della robotica. L'altro aspetto, sul fondo dell'immagine del filmato che scorreva prima, si vedevano degli oggetti che erano delle stampanti tridimensionali, forse ci sarà dopo anche un intervento, quindi anticipo. Mi stava bruciando l'intervento successivo. Quindi anticipo. Quello è un altro aspetto che stiamo curando, l'automazione, quindi i sistemi di automazione, la possibilità di programmarli, di esercitarsi su questi, di creare delle
delle sequenze, dei sistemi di controllo, e questi sono gli aspetti più interessanti. Poi abbiamo ovviamente, per quanto riguarda la progettazione, l'utilizzo di tutte le tecnologie di progettazione tridimensionale, anche di analisi cinematica, di dimensionamento di componenti meccanici con tecnologie agli elementi finiti, insomma, che riescono a dimensionare l'oggetto, a supportare il dimensionamento del componente meccanico, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, mettiamo a disposizione degli allievi tutte quelle che sono le tecnologie che oggi si usano all'interno delle aziende, che molte aziende però ancora non hanno completamente, e stiamo inserendo anche... Possono loro stessi praticamente, dopo, in base a quel tipo di esperienza, ma portare la loro esperienza. Si potrebbe dire che questi ragazzi dovrebbero essere dei technology evangelist, sarebbe un termine che piace sul web questo. Sì? Il termine evangelist cosa vuol dire? Vuol dire che loro stessi possono essere dei portatori di tecnologia nelle aziende. Un po' questi ragazzi dovrebbero essere dei piccoli rivoluzionari, mi passi questo termine, insomma, della tecnologia. Quindi, essendo giovani, avendo la capacità di appassionarsi, apprendere queste nuove opportunità che ci sono, possono portarle all'interno delle aziende e quindi essere contributivi anche per le aziende. Certo. Prima di lanciare i ragazzi, quelli appunto che volevo mandare il servizio, dove c'è anche quello della stampante 3D che appunto avevo accennato prima. Ha fatto bene, così me l'ha ricordato, almeno crea un po' di attenzione anche nei nostri telespettatori. Quanti corsi ci sono in totale? Quanti partecipanti? Abbiamo 11 corsi in svolgimento in questo momento, e leggo, perché non me lo ricordo a memoria. Fa bene a leggere, perché anch'io tante volte mi dimentico. Abbiamo diplomato 455 allievi in questi anni, quindi un bel numero di persone. Ovviamente non è ancora un numero altissimo. Selezionati? Selezionati, c'è un esame di ammissione che si svolge tra luglio e settembre, ne facciamo un paio di sessioni, quindi lì i ragazzi vengono selezionati per l'inserimento nei corsi. Anzi, invito i ragazzi a iscriversi il più rapidamente possibile a questi corsi. Sul sito direttamente. Nella fase iniziale, nel primo periodo del corso, nel primo anno, facciamo una fase di cosiddetta equalizzazione, quindi cerchiamo di, siccome i ragazzi vengono da esperienze diverse, anche scolastiche, cerchiamo di portarli a un livello equivalente per quanto possibile di conoscenza, in modo che poi la successiva fase di formazione li veda protagonisti con un buon bagaglio culturale di partenza. Allora io mando, perché abbiamo ancora un minuto e mezzo, mandiamo questo servizio, poi rientriamo e le faccio una domanda un po' curiosa, perché mi è balzato all'occhio aver visto tanti ragazzi, volevo chiedere alle ragazze se ci sono. Argomento interessante. Ok, ma avrà un minuto a disposizione, mandiamo il servizio sui ragazzi. Ho scelto l'ITS perché avevo bisogno di qualcosa che mi desse delle competenze in più settori e in modo veloce, per cui l'ITS era un'ottima soluzione. In particolare ho scelto il settore della stampa 3D, anche se all'inizio non lo conoscevo molto, e parlando dopo 2 anni, quasi alla fine del percorso, mi trovo ad aver scoperto una passione nuova. Mi sono comprato autonomamente la mia macchina, produco pezzi per persone, insomma, per clienti. Ciao, sono Federico Bunello, ho fatto il Malignani, mi sono diplomato al Liceo delle Scienze Applicate. Ho scelto l'ITS per coltivare le mie passioni in ambito meccanico ed elettronico, infatti frequento il corso con indirizzo meccatronica. In questo corso ho imparato a progettare anche delle isole robotizzate, ma anche a progettare e dimensionare delle macchine. Allora, abbiamo visto ragazzi, ma ragazze ci sono? Che frequentano? Non a sufficienza, ce ne sono poche, e questo è un punto su cui dobbiamo migliorare. Sì, un po' in generale, come tutta Italia deve migliorare in questo. Sì, le ragazze sono una risorsa importante, e quindi le aspettiamo. Diamo premialità. Aspettiamo, io mi rivolgo alle ragazze, iscrivetevi alle specializzazioni tecniche, perché è importante il vostro contributo e non c'è nessuna forma di discriminazione in questo senso. Certo. L'ultima cosa? Sì. Stampante 3D.
Sì. Volevo dire una cosa. Ce l'ha con la 3D? Volevo dire una cosa, che bene. tra le cose che vengono Sì. date agli allievi ci sono anche dei kit che diamo. Per esempio vengono dati dei kit di Arduino a quelli che fanno meccatronica e ai ragazzi che fanno la specializzazione, che hanno il percorso anche stampante 3D, quindi additive manufacturing, gli viene dato un kit di stampante 3D che poi loro costruiscono e la utilizzano e rimane a loro. Tra l'altro a tutti gli allievi viene dato anche il computer in comodato d'uso, quindi diciamo c'è un supporto didattico significativo. Sono un buon fuoricorso, io mi iscrivo anch'io. E la cosa interessante è che poi i ragazzi si appassionano e trasformano queste stampanti, sì, le potenziano, insomma vengono fuori degli oggetti molto molto interessanti. Complimenti, va bene, ok. Grazie Marconi per essere venuto a trovarci, grazie per aver portato questa esperienza del MIZ, magari può essere utile anche per capire come poter ripartire con queste nuove professioni. Sì. È una speranza in più per i giovani. Ecco. Grazie a voi per l'opportunità di presentare questa nostra iniziativa e aspetto i ragazzi numerosi alle prove di selezione. Benissimo, io aspetto voi telespettatori domani solita puntata con Screenshot, grazie, arrivederci. Arrivederci.